Senta, anche il Comune di Trieste adesso ha fatto ricorso al TAR, anche assieme a quello di Muggia. Cosa non vi convince ancora del progetto? Allora, dal punto di vista tecnico si parla di un intervento ad adiuvandum, per usare il termine giusto, cioè noi supportiamo il ricorso del Comune di Muggia e lo facciamo solo adesso in quanto sono emerse solo recentemente nelle conferenze dei servizi all'interno della regione alcune novità che chi ha dato la compatibilità ambientale nel 2009 non poteva conoscere. E cioè il fatto che alcune delle aree interessate al passaggio dell'elettrodotto che porterà corrente dal Carso all'impianto sono inserite all'interno di siti di interesse comunitario o di zone particolari ad alta tutela per le quali evidentemente chi ha valutato la compatibilità ambientale non ha tenuto conto. E quindi noi supportiamo il ricorso di Muggia dicendo che ci sono questi elementi in più che si sommano a quelli molto importanti portati avanti da Muggia nel 2009 che riguardano l'assenza di ogni valutazione sul metanodotto, perché questo impianto dovrà essere collegato ad un metanodotto sottomarino, e il fatto che evidentemente il Comune di Trieste e autorità portuale hanno comunque fatto scelte diverse a livello di programmazione futura, per cui Gasnato ha dovuto chiedere delle varianti ai piani regolatori. Senta, è stato avviato dal governo l'iter per l'autorizzazione unica dell'impianto, quindi si può dire che siamo alle battute d'arresto finali? Tra l'altro lei è membro appunto della conferenza dei servizi, quindi al polso della situazione. Ma sì, vista il parere tutto sommato positivo dato dal Comitato Tecnico Regionale, si rischia di incidenza rilevante, a questo punto il gioco si fa, come dire, pesante, ma non è un termine puramente per dire che la conferenza regionale a questo punto deve fare una sintesi degli elementi per poi portarli a Roma al tavolo finale in cui si deciderà o meno se concedere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio. Ci sarà sicuramente una scelta non unitaria, c'è sicuramente già espresso il voto contrario della provincia di Trieste e del comune di Trieste, per cui prevedibilmente si andrà ad un deliberato in sede di giunta regionale e mi auguro che nessuno si sogni di deliberare o di fare un giudizio che sia contrario a quello degli enti locali e territoriali. Ma i tempi si stanno accorciando, insomma? Ma direi che i tempi si stanno accorciando, per cui un pronunciamento diciamo a Roma me l'attendo in termini abbastanza rapidi. Grazie Assessore, grazie per essere stati qui. Arrivederci, buona serata, salve. Grazie. Nei giorni scorsi abbiamo sentito anche l'onorevole Megna, ex sottosegretario all'ambiente. Sentiamolo. Bisogna saper rispondere ad esigenze che sono esigenze energetiche del Paese, eccetera. Quindi noi sappiamo che in Italia ad oggi abbiamo bisogno anche di creare un modello di sviluppo che possa prevedere forme diverse di confluenza di energia sulle reti. Possono venire dal gas, possono venire in maniera sempre maggiore dalle cosiddette energie rinnovabili, quelle che un tempo chiamavamo alternative, e quindi io non sono per l'esclusione di alcuna delle forme, rigassificatori compresi. Dico anche che è troppo facile dire sì, facciamo pure i rigassificatori purché non li fate alle porte di casa mia, insomma, come è logico. E quindi dico che ove ci siano impianti che garantiscano salute, sicurezza, eccetera, si possono anche fare pure dalle parti mie. Perché no? Lei ha seguito questo impianto, secondo lei è sufficientemente sicuro, ambientalmente compatibile? Io sostengo che la politica deve fare le sue scelte, dopodiché la politica non a caso delega a tecnici e scienziati il compito di rispondere alle esigenze che normativamente sono fissate. Quindi quando ci sono commissioni di valutazione, quando il percorso e l'iter è stato compiuto perfettamente e chi è tecnicamente preposto a darmi quelle risposte mi dà risposte in senso positivo, allora io posso dare il sì. Io sinceramente mi sto preoccupando del fatto che la ferriera sta andando verso la chiusura e nessuno di noi ha trovato ancora canali alternativi per ricollocare tutti quelli che dentro la ferriera lavorano o dall'indotto della ferriera lavorano. E sotto questo profilo dico che noi non possiamo dire dei no pregiudiziali o ideologici o qualche cosa. Esempio, se il rigassificatore, a terra o a mare che fosse, potesse recuperare o dare posti di lavoro a quelli che sono alla ferriera, potrebbe essere per esempio una cosa intelligente. Beh, una visione diversa da quella sentita prima dall'assessore Laureni. Sindaco Neseda, che voleva aggiungere qualcosa?
Sì, velocissimamente volevo soltanto ricordare amichevolmente all'onorevole Menia che il discorso non è solamente tecnico, per quanto riguarda il rigassificatore onshore, quello di Zaule, il discorso è anche di carattere di scelte politico-economiche. Stiamo ancora aspettando da 6 anni che qualcuno ci dica se la prevista espansione portuale nelle aree del terminal previsto Roro ad esempio, ma non solo, si potrà fare con il rigassificatore. E poi soltanto all'amico Roberto, è ben vero che Gas Natural avrebbe proposto di bonificare l'area ex Esso, ma così facendo non si bonifica l'area ex Aquila, che è più grande dell'area ex Esso, perché o c'è il terminal Rorò o c'è il rigassificatore. Sì, rispondendo all'amico Nerio, il problema è, Nerio, che passano gli anni, io ho cominciato a interessarmi nell'87, siamo nel 2012, mi sembra che di tutte queste aree, e non è una critica politica, però siamo rimasti sempre fermi, alla fine qualche scelta, dico, questa benedetta provincia, nel senso che mi allargo ovviamente da Sistiana al tuo comune, dovrà pur farla prima o dopo. Ecco, io dico solo questo, dopo a me, se i tecnici mi dicono, sentiremo, non va bene il rigassificatore, va bene, non facciamo il rigassificatore, ma come diceva prima l'intervento, allora no, la Sertubi se ne va, la Duche se ne va, se n'è andata, la Ferriera ormai alle ore contate, intendo dire, sai, è un po' complicato in una città che non ha scelto, anche per spiegare agli ascoltatori perché non sceglieva Trieste, perché tanto arrivavano 100.000 acquirenti al sabato dall'est europeo fino a qualche 20 anni fa, e sicuramente la città era una città talmente ricca che se ne fregava di pensare al domani. Però, come diceva l'amico De Gasperi, il politico pensa alle prossime elezioni, lo statista pensa alle future generazioni. Dico, speriamo che ci sia qualche statista da qualche parte. Sì, l'onorevole Menia, per il sindaco, non ha detto che il problema è prettamente tecnico, lui ha detto che la politica deve prendere le sue decisioni e dal punto di vista della sicurezza quello che bisogna fare è ascoltare quello che i tecnici dicono. È questo che ha detto, non ha semplicemente detto che il problema è puramente tecnico. Beh, che quando il politico decide, ha detto, i tecnici risolvono. Io volevo solo sottolineare che qui i politici non hanno ancora deciso. Certo. E proprio il tema della sicurezza è uno degli argomenti principali del tavolo tecnico Vigili del Fuoco. Avete contestato più volte il progetto, appunto è uno dei temi più spinosi, quello della sicurezza. Cosa non vi convince, Bevilacqua? Beh, prima facciamo un anticipo. Il tavolo tecnico rigassificatori è composto da 21 studiosi provenienti dai più grossi istituti scientifici dell'area triestina ma anche slovena. Io oggi parlo non a nome degli studiosi, non avrei titolo per farlo, sono solo un mero coordinatore di questo eccellente gruppo di studiosi che, bisogna dire, lavora gratuitamente a titolo personale. Io mi riferisco alle disamine, cioè a quello che collegialmente è emerso durante l'analisi del progetto presentato dalla Gas Natural. Perché è nato questo gruppo e perché è nato il tavolo? È nato per una forma, direi, di ribellione. Adesso oggi sembra che stiamo parlando qua di un problema da tifoseria, sembra che la destra si stia scontrando con la sinistra sulla bontà del prodotto, ma non è così. Il tavolo nasce proprio per questo, perché la politica sembra si sia dimenticata, non abbia più voglia di ascoltare le motivazioni scientifiche di un progetto che può, ed in effetti è così, arrecare dei grossi danni non solo all'ambiente e soprattutto alla sicurezza, ma anche al tessuto economico della città. E queste valutazioni da che provengono? Provengono appunto da tutta una serie di analisi che sono portate avanti da oltre un triennio. Durante il periodo della reggenza dell'ex sindaco di Piazza, noi più volte avremmo voluto farci ascoltare, spiegare che cosa sta succedendo. Non si può dire oggi ci affidiamo ai tecnici statali, alle procedure di valutazione di impatto ambientale, perché quelle sono oro santo. No, la situazione politica complessiva ci dimostra che lo Stato ha grossi problemi nel sistema decisionale, soprattutto la corruzione e quello che sta accadendo in questi tempi dimostra al di là che noi degli dobbiamo... aspetti politici, però dal punto di vista della sicurezza... Arrivo subito. Dobbiamo dubitare. Ed è quello che ha fatto il tavolo. Ha confutato, ha controllato e ha verificato quello che sta accadendo in quei progetti. Quello che è emerso sono degli errori
gravi, grossi, che a parere nostro non avrebbero dovuto permettere le varie decisioni, tra cui la valutazione di impatto ambientale. Sono spaventato da questo modo di far politica un po' da dietro un bancone, dove si dicono affermazioni che scientificamente non hanno alcun valore. So che la giunta di Trieste, all'epoca della reggenza del sindaco Di Piazza, è andata a spese della Gas Natural a Barcellona. Parliamo appunto di un impianto di 40 anni fa. Parliamo di un impianto costruito durante il regime franchista. Mi scusi. Prego. È mal informato. Beh, mi spiegherà meglio lei, non c'è problema. Dico, a spese sue, lei, va bene. Ecco, lei prima di dire a spese della Gas Natural... Le chiedo scusa, signor. Ecco, mi chieda scusa, grazie. Le chiedo scusa, senz'altro. Grazie. A spese personali del sindaco è andato a visionare un impianto... No, volevo anche specificare, siamo andati a visionare il famoso parco del mare acquatico che si voleva realizzare a Trieste. Già che c'ero, allora siamo andati a vedere col Presidente della Camera del Commercio sia a Valencia sia a Barcellona queste cose, ho detto già che ci sono, visto che il tema abbiamo visto anche il regasificatore, per cui cancelliamo la Gas Natural. Aggiungo anche che avevo già visto dove c'era la Gas Natural, perché quando abbiamo vinto una promozione col basket avevo portato, sempre a spese della società e mie personali, tutti i giocatori del basket a Barcellona, tanto per capire perché in questi tempi è meglio specificare bene queste cose. Entriamo allora sul soggetto. Sulla sicurezza, Bevilacqua, sì, prego, perché abbiamo un'ora di trasmissione. Bene, un impianto del genere non può essere ovviamente paragonato a quello di Zaule, perché è stato costruito sotto tutt'altra normativa. Oggi stiamo parlando della legge Seveso, ad esempio, per quanto riguarda la sicurezza, che è una legge europea con diverse variazioni. Io non posso adesso, in così breve tempo, portare all'attenzione del pubblico quali sono esattamente le cause principali che ci fanno dire un pesante no a questo impianto. Posso fare semplicemente dei riferimenti. Io ho portato 2 slide. Chiedo alla regia di mandare in onda la prima slide, così possiamo commentarla assieme al dottor Bevilacqua. Ce ne sono 2, magari li alterneremo così fa vedere... Si capisce la differenza. Si capisce, ecco, questa è la prima. Ok? Sì, nella prima slide di che si parla? Si parla di uno studio, il primo rapporto di sicurezza, ma vi confermo che nel secondo studio, l'ultimo, le cose in realtà non cambiano, portato avanti dalla Cinigeo, un consorzio interuniversitario a cui ha partecipato anche l'Università di Trieste, docenti per capirci, dottor Zambon, ingegner Zambon. Allora si legge, e questo fa parte della pagina finale del rapporto di sicurezza, da questa rappresentazione appare evidente che in nessuno dei casi considerati è ipotizzabile un effetto domino sull'installazione terminale GNL di Zaule. Dove vedete quel quadratino, quel rettangolo? Sì. Lì praticamente andrà allocato il rigassificatore. Alla propria sinistra, su questa carta, è stato omesso che cosa? I depositi costieri. Sono i depositi che accolgono il carburante portato dalla SIOT. Producono effetto domino, ossia questi depositi possono, in caso di esplosioni, viceversa, creare un effetto domino sull'impianto? Certo che sì. Il lettore, in questo caso, si vedono i cerchietti, si riesce a capire i vari impianti industriali che cosa possono creare. Quella cosa è omessa, come se non esistesse, ma tutta la cartina sembra presa da non si sa, da un istituto militare, perché una volta non si potevano nelle cartine mettere la realtà degli impianti industriali per motivi strategici. Mancano tutti gli impianti industriali, ne sono citati solo alcuni. Passiamo alla seconda slide e si vede la differenza. Possiamo cambiare quindi slide, la seconda? Questa è la seconda slide, questa qui ovviamente l'abbiamo fatta noi, e lì vedete appaiono i depositi di carburanti lubrificanti e appaiono tutta una serie di industrie che non sono state citate nel rapporto di sicurezza, cioè questi noi abbiamo dovuto valutare, e voglio recitare la frase descritta proprio dalla Cinigeo: da questa rappresentazione appare evidente che nessuno dei casi considerati è ipotizzabile un effetto domino sull'installazione del terminale GNL Zaule. Beh, certo che non è ipotizzabile. Se ometto di inserire impianti industriali... Scusi, però come diceva l'onorevole Menia, ci sono dei tecnici ministeriali che io credo, come non sono appunto sicuramente sprovveduti quelli del tavolo tecnico della UIL, che sono docenti universitari di fama anche internazionale, ma non saranno sprovveduti nemmeno quelli del Ministero, voglio sperare da cittadina. Ebbene, sembra strano che loro diano l'ok a un progetto di questo tipo senza basi infatti non lo danno. Solide. Posso farti una domanda per cortesia? Ma certo. Allora, ogni mattina davanti a casa mia, io abito sopra Miramare, mi passa la chiatta che da Cap Copper, Capodistria, porta il carbone a Monfalcone, alla centrale Enel.